Amici di Calcio Napoli, benvenuti al recap. Vedremo insieme un po' quelle che sono state le notizie principali della giornata, tanti i temi che sono stati trattati sia dai vari quotidiani nazionali e ovviamente da noi di www.calcionapoli24.it. Andiamo a vedere quelle che sono le notizie principali a partire da quello che è attualmente la nostra home page. Andiamo a vedere insieme a Biagio Barone, grazie Biagio, andiamo al touch per leggere insieme quello che è il primo report dell'allenamento dopo questa lunga pausa che ha tenuto gli azzurri un po' a riposo prima della partenza per la Turchia. La squadra di Luciano Spalletti si è ritrovata oggi a Castelvolturno per la prima volta allo stop in campionato. Di seguito il report postato attraverso il sito ufficiale del club. Mattinata di allenamento all'SSC Konami Training Center. Il gruppo si è ritrovato stamattina e dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro di potenza aerobica, possesso palla e partita a campo ridotto. Andiamo a vedere anche quello che è il report medico e quello un po' più importante, che ha una bella notizia, cioè Kvaratskhelia ha svolto l'intera seduta in gruppo, quindi il georgiano si è totalmente ripreso dal problema di lombalgia che lo aveva affetto nelle ultime giornate di campionato e adesso sembra completamente ripreso, mentre come si legge Rachmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Il kosovaro che lo ricorderete si è infortunato muscolarmente il 9 ottobre nel finale della partita contro la Cremonese, riportando un infortunio che l'ha tenuto praticamente lontano fino alla pausa. Però già vederlo insomma, dalle foto correre in campo vuol dire che sta procedendo ottimamente il suo recupero ed è presumibile che potrebbe tornare a disposizione nel primo impegno del Napoli al ritorno in campionato. Nel corso della mattinata però c'è stata, si legge, inoltre la gradita visita di Lorenzo Insigne che si è trattenuto con il mister e la squadra. Andiamo a vedere proprio la notizia che riguarda Lorenzo Insigne. Torniamo alla home page, eccola qui, sorpresa al training center di Castelvolturno. Insigne torna a salutare squadra e staff. Nel video abbiamo visto, si vede proprio Lorenzo Insigne, grazie a Manuel Parlato, il collega che ci ha fornito il video. Una visita a sorpresa questa mattina, si legge nel nostro articolo, al centro sportivo di Castelvolturno. Al fare il suo ingresso nel quartier generale della SSC Napoli è l'ex capitano Lorenzo Insigne, il quale è tornato per salutare la squadra che oggi ha ripreso la preparazione prima di partire per il ritiro in Turchia. In allegato appunto potete vedere quello che è il video dell'arrivo, che ha un piccolo anche siparietto simpatico. Infatti probabilmente per abitudine Insigne è entrato nell'ingresso, comunque si accingeva ad entrare con la macchina all'ingresso riservato ai calciatori del Napoli, e poi da lì praticamente è stato fermato e mandato in altra direzione, dove poi ha parcheggiato e ha trascorso l'intera seduta di allenamento insieme ai suoi ex compagni e al suo ex allenatore Luciano Spalletti. E infatti poi nell'articolo tradizionale che sul sito della SSC Napoli riporta appunto il report dell'allenamento, c'è una splendida foto con i due sorridenti. Ma andiamo a vedere anche quelle che sono state le altre notizie. Si è svolto un avvenimento, come possiamo chiamarlo, calcio e welfare, dove sono intervenute varie personalità del mondo del calcio, soprattutto istituzionali. Era presente anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni. Andiamo a leggerle insieme. Napoli è legata al calcio, che ha una funzione sociale importantissima, soprattutto per le piccole società calcistiche e per i giovani che giocano nei campetti di periferia. Ho ringraziato il presidente Gravina, visto probabilmente
per la scelta appunto della Federazione Italiana Gioco Calcio di far tornare la nazionale al Maradona. La nazionale torna al Maradona dopo tanto tempo per Italia e Inghilterra, che sarà il primo match di qualificazione per i prossimi europei, ed è il riconoscimento per quanto bene sta facendo il Napoli e per il gran lavoro di De Laurentiis. Un riconoscimento per la città e per la sua grande vocazione sportiva. Riportare tanti eventi internazionali a Napoli è un modo per rimettere la città al centro delle dinamiche internazionali attraverso lo sport. Credo sia importante per il prestigio della città e per i flussi turistici, oltre che per la fama internazionale che merita. Poi si è toccato, ovviamente, e non poteva non essere così, il tema Juventus, che poi dopo andremo ad approfondire anche noi. La Juventus è sempre stata indicata come esempio di management e di gestione, quindi il fatto che sia stata travolta dall'effetto della pandemia ci fa capire come oggi serve prudenza nella gestione e di come rappresenti con orgoglio una società, di come il Napoli rappresenti con orgoglio una società che ha sempre i bilanci in ordine. Quindi praticamente il sindaco di Napoli, intanto si è aperta una pubblicità, il sindaco di Napoli è andato a toccare la crisi Juventus sotto l'aspetto della pandemia, quando vedremo insomma che probabilmente i conti in ordine, non in ordine da parte dei bianconeri, sono dovuti a tutt'altro. Visto si dice sempre che al sud non sappiamo amministrare e buttiamo via i soldi, dobbiamo essere orgogliosi di quello che sta facendo il Napoli. Con De Laurentiis mi sento spesso e collaboriamo bene insieme. Abbiamo stanziato 2 milioni per lo stadio, su cui faremo interventi di manutenzione straordinaria da completare per Italia e Inghilterra. Saranno interventi su ringhiere, servizi igienici e spazio per i disabili e migliorare la qualità quindi dell'impianto. Quindi questa è la notizia, un'altra notizia importante che ha dato il sindaco di Napoli in occasione dell'evento, dove praticamente ha ufficializzato che il comune di Napoli, la città metropolitana di Napoli, ha stanziato 2 milioni di euro per lavori di manutenzione straordinaria allo stadio Maradona, che, ripeto, ospiterà la prima gara di qualificazione ai prossimi europei della nazionale italiana, che affronterà l'Inghilterra. Una suggestione di calciomercato invece ci viene offerta dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, che hanno ipotizzato, ecco, dall'arrivo a sorpresa di Insigne al Konami Training Center di Castelvolturno un ritorno dell'ex capitano azzurro per 4 mesi come vice Kvaratskhelia. Andiamo a leggere: se Insigne facesse il vice Kvaratskhelia per 4 mesi al Napoli. È stata questa infatti la suggestione romantica lanciata a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Call. Si tratta ovviamente giusto di un semplice sondaggio, poi sottoposto anche ai vari ospiti in collegamento, tra cui Paolo Del Genio. Già nei giorni scorsi si era parlato di un possibile addio dell'attaccante di Frattamaggiore dal Toronto dopo i saluti di Domenico Criscito. I tifosi intanto sembrano non approvare assolutamente tale eventuale ipotetico scenario. Il passato è ormai passato. Infatti sui vari social i tifosi del Napoli hanno preferito votare no a tale ipotesi, ma questo ovviamente si trattava solo di una curiosa provocazione. Ma andiamo a vedere che intanto ha parlato anche l'agente di Mario Rui, Mario Giuffridi. Via se dovesse vincere lo scudetto, finché non accadrà restiamo concentrati sull'obiettivo. Andiamo a leggere insieme quelle che sono state le parole dell'agente. Allora, ha parlato a Radio Punto Nuovo. Mario Rui sta disputando il suo miglior campionato nel Napoli. Forse 2 anni e mezzo fa era un po' criticato, ma l'anno scorso è stato uno dei giocatori più positivi. Quella di Mario Rui è semplicemente continuità. I meriti sono sempre in gran parte del calciatore. Sicuramente Spalletti ha influito molto in questo anno e mezzo di gestione, anche se mi riservo un 70% per Mario Rui. Dissi che Mario sarebbe andato via quando avrebbe dimostrato di essere un grande giocatore e avrebbe vinto lo scudetto. Se dimostrerà fino a giugno quanto sta facendo e vincerà lo scudetto, allora inizieremo a pensarci. Finché non accadrà dovremo restare concentrati sull'obiettivo, che sarebbe una cosa leggendaria. Resterebbe nella storia. Concentriamoci da qui a giugno
poi ciò che sarà lo vedremo. Queste le parole quindi di Mario Giuffredi, ricordiamo la gente di Mario Rui. Torniamo alla home page per andare a vedere quelle che sono state le altre notizie principali. Ha parlato anche Gravina, andiamo a leggere insieme. Un Gravina che ha risposto anche un po' stizzato a una domanda di un collega che gli chiedeva ma la Juve ha rubato i campionati? Ma non scherziamo, aspettiamo i processi senza colpevolizzare a priori. Con l'UEFA puntini. Spirito garantista quindi del presidente della FIGC, che vuole aspettare quelli che saranno poi i verdetti ovviamente giudiziari e poi esprimere un parere sul caso Juve. Ma andiamo a leggere parola per parola. Caso Juve: per un fatto di serietà ed onestà intellettuale devo sottolineare due aspetti. Il primo è che il mondo del calcio vive delle tensioni non solo in Italia ma in tutto il mondo, così come in ogni settore dell'economia. Le criticità sono piuttosto evidenti. Non mi piace l'idea di sanzionare alcune realtà, nella fattispecie la Juventus, prima che ci sia un processo. Ci sono delle indagini, delle acquisizioni di atti. Non conosciamo l'esito del procedimento della magistratura ordinaria, ma so che c'è uno stretto collegamento tra i due rami di giustizia. Aspettiamo tutto quello che emergerà nel corso del processo. Poi la chiosa: nel mondo della nostra giustizia sportiva c'è stata una rivoluzione. Se per trasparenza significa puntare su alcune soggezioni, queste non fanno parte della giustizia sportiva. Sulle plusvalenze c'è una sensazione, ma non c'è un elemento oggettivo che possa dimostrare nell'economia di mercato se sia una plusvalenza reale o fittizia, perché manca il momento oggettivo di valutazione. Queste le parole quindi del presidente della FIGC, anche per quello che riguarda le plusvalenze fittizie. Ricordiamo anche il Napoli è stato prosciolto in tal senso. Ma andiamo a parlare anche un po' di quello che è il calciomercato. Uno dei nomi che ultimamente è stato accostato ovviamente al Napoli per gennaio è quello di Samardžić, Lazar Samardžić, giocatore 21enne dell'Udinese tedesco, un centrocampista che tra parentesi ha segnato anche proprio contro il Napoli nell'ultima gara degli azzurri in campionato prima della sosta vinta dagli azzurri per 3-2. Andiamo a vedere quelle che sono le notizie che riguardano proprio il suo eventuale arrivo alle falde del Vesuvio. Lo riporta Il Mattino. Gli azzurri sono fortemente sul centrocampista tedesco di 21 anni per la precisione. Secondo quanto riportato dal Mattino, però, ci sarebbero delle frizioni col club d'appartenenza di Samardžić. Infatti l'Udinese ci è rimasta assai male per come il Napoli ha mollato Deulofeu. In realtà lo stesso Deulofeu per dovere di cronaca disse in tempi non sospetti di essere stato lui, tra virgolette, a rifiutare il Napoli per questioni tattiche, quindi non è stato il Napoli a scaricare il calciatore. Poi ovviamente ognuno darà la sua versione. I friulani erano certi che l'operazione fosse andata in porto e alla fine Giuntoli ha dirottato le sue scelte in attacco su Simeone e Raspadori. In realtà c'è anche da dire che non solo rispetto a quelle che sono state le dichiarazioni di Deulofeu, di dire insomma, che il suo ruolo non era presente in quelli che erano gli schemi tattici di Spalletti, ha poi aggiunto: io mi sento ormai una seconda punta che svaria su tutto il fronte d'attacco, nello schema di Spalletti sarei dovuto rientrare in determinati compiti che probabilmente allo spagnolo non sente più che gli appartengano. Andiamo a vedere, tornando alla home page, quello che abbiamo letto, le parole di Gravina e anche l'interesse per Samardžić, che l'Udinese valuta intorno ai 20-25 milioni e che al momento il Napoli sembra ritenere una cifra troppo alta. Chiudiamo con quello che è stata l'altra notizia di mercato che ha campeggiato sul nostro primo piano per tutta la mattinata, che è stata quella legata a Frattesi, centrocampista del Sassuolo,
che piace tanto al Napoli per gennaio. Anche lì la valutazione del Sassuolo è intorno ai 25 milioni, se non di più. Il Napoli è comunque sul calciatore, anche se ovviamente il Sassuolo farà di tutto per trattenerlo. Probabilmente si tratta di un'operazione che il Napoli programmerà per giugno, ma intanto ci sono quelle che sono state le dichiarazioni del centrocampista, che sogna un suo ritorno alla Roma. Lui fu preso giovanissimo alla Lazio e poi ceduto a titolo gratuito proprio al settore giovanile della Roma, dove ha fatto tutta la trafila, poi passare al Sassuolo in prestito all'Ascoli, al Monza, e poi tornare stabilmente in prima squadra col Sassuolo, dove adesso sta dimostrando tutto il suo talento, addirittura meritandosi anche un posto in nazionale. Queste le notizie principali di quest'oggi, che potete leggere su www.calcionapoli24.it. Non mi resta che augurarvi una buona serata e buon proseguimento con i programmi di Calcio Napoli 24.